sarà. Lo giurai, la vincerò. Si l'indora mia sarà. Lo giurai, la vincerò. Io sono docile, sono rispettosa, sono obbediente, dolce amorosa, mi lascio reggere, mi può guidare, mi può guidare. Ma se mi toccano dove il mio debole, sarò la vivera, sarò, e 100 trappole prima di cedere, farò giocar, e 100 trappole prima di cedere, farò giocar, e 100 trappole prima di cedere, e 100 trappole farò giocar. Io sono docile, sono obbediente, mi lascio reggere, mi può guidare. Ma se mi toccano dove il mio debole, sarò la vivera, sarò, e 100 trappole prima di cedere, farò giocar, e 100 trappole prima di cedere, farò giocar, e 100 trappole prima di cedere, e 100 trappole farò giocar, e 100 trappole farò giocar, e 100 trappole farò giocar, vincerò. Potessi almeno dargli questa lettera, ma come? Di nessun che mi fido. Il tutore a 100 occhi. Basta, sigilliamola intanto. Con Figaro il verrier dalla finestra discorrer l'ho veduto più d'un'ora. Figaro è un galantuomo, un giove di buon cuore, chissà che non protegga
Buondì, signorina. Buongiorno, signor Figaro. Ebbene, che si fa? Si muor di noia. Oh, diavolo! Possibile una ragazza bella e spiritosa? Mi fate ridere. Che mi serve lo spirito che giova la bellezza, se chiusa sempre sto tra quattro mura, che mi par d'esser proprio in sepoltura. In sepoltura? Oipo! E sentite, io voglio... Davvero? Certo, certo, il suo passo. Salva, salva, fra poco ci rivedremo. Ho da dirvi qualcosa. E ancor io, signor Figaro. Bravissima, vado. Quante garbato. Ah, disgraziato Figaro! A impegno, a maledetto, a scellerato! Ecco qua sempre grida. Ma si può dar di peggio? Un ospedale fatto di tutta la famiglia, a forza d'occhio, sangue e stranutiglia! Signorina, il barbiere lo vedeste? Perché? Perché lo vo sapere. Forse anche egli va d'ombra. E perché no? Ebbene, e ve lo dirò. Sì, l'ho veduto, gli ho parlato, mi piace, mi è simpatico il suo discorso. Il suo gioviale aspetto. Crema di rabbia, vecchio maledetto. Vedete che grazietta? Più l'amo e più mi sprezza la briccona. Certo, certo, il barbiere che la mette in malizia. Ah, barbiere d'inferno, tu me la pagherai. Qua, Don Basilio, giungete a tempo. O io voglio, per forza o per amor, dentro di mani sposar la mia Rosina. Avete inteso? Voi dite benissimo che appunto io qui veniva ad avvisarvi, ma segretezza è giunto il conte d'Almaviva. Chi? Incognitamente della Rosina? Appunto quello. Oh, diavolo! Ah, chi ci vuol rimedio? Certo, ma alla sordina sarebbe a dir così, con buona grazia, bisogna principiare a diventare qualche favola che al pubblico lo metta in mala vista, che comparir lo faccia un uomo infame, un'anima perduta. Io vi servirò. Fra 4 giorni, credete a me, Basilio ve lo giura, lui lo farà insloggiare da queste mura. E voi credete? Oh, certo, è il mio sistema e non sbaglia. E vorreste, ma una calunnia? Dunque, la calunnia cos'è? Voi non sapete? No, davvero! O ditemi! Tacete!